Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Secondo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Luca Lorenzetti nei confronti dell'indagato Lucio Valvo, il 55enne in carcere per concorso in omicidio per uno dei 2 femminicidi di riposto, emerge che Salvatore Lamotta, l'ergastolano in permesso premio accusato di aver ucciso Melina Marino di 48 anni e Santa Castorina di 50, aveva una relazione con entrambe le vittime. Sono 7 le persone condannate per aver fatto viaggiare la droga in ambulanza durante il periodo di lockdown. Questa operazione illegale è stata scoperta dalle autorità locali e ha portato alla condanna dei responsabili coinvolti. Il traffico di droga è stato scoperto dall'operazione antidroga Red Drug condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. Auto in fiamme questa mattina a Catania, esattamente in via Gabriele D'Annunzio, nei pressi del civico 173 e di fronte a un'ex attività commerciale. Divorata dalle alte lingue di fuoco una Fiat 500 alimentata a gas metano. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 8 a seguito della segnalazione di alcuni residenti che hanno avvertito uno scoppio e successivamente hanno notato il rogo. Ancora un'altra morte improvvisa a Lampedusa che piange la perdita inaspettata di uno dei suoi abitanti, Gianfranco Cucina, titolare di un rinomato chiosco sull'isola ed è morto all'età di 33 anni a causa di un infarto. Gianfranco era molto conosciuto e amato sull'isola per la gentilezza, discrezione e disponibilità. Oltre a gestire il chiosco era inoltre capitano della barca Madonna del Carmine. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.